Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra edizione di 7 in punto. Quest'oggi ci occupiamo di innovazione, anche in occasione del Digital Meet, che è il più grande festival italiano sull'alfabetizzazione digitale, che ormai è in conclusione con una serie di eventi proprio in queste giornate, ma noi vogliamo parlare di innovazione in maniera concreta, parlando anche delle aziende che guardano a questo nuovo modo di fare impresa, le cosiddette start-up, cioè giovani idee che marciano sul mercato delle giovani imprese venete, e con noi abbiamo due autorevoli esponenti, visto che sono due giovani imprenditori che hanno avviato dei progetti di cui parleremo tra pochissimo. Voglio presentarveli: Paolo Dallago, imprenditore, la sua startup si chiama Recensioni OK, e quindi diciamo poi sveleremo anche il contenuto, e Dario Franco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. In questo caso parliamo di e-commerce attraverso una impresa che si chiama Daki Network, e questi sono gli ambiti un po' di lavoro di questi giovani imprenditori. Diciamo che già partire in questi anni a fondare una propria impresa nell'incertezza generale è già un primo passo importante. Cominciamo da Paolo Dallago. Come è iniziata la sua avventura? Beh, diciamo che Recensioni OK è nato come un'idea che mi è venuta così all'improvviso, che ho deciso di testare. Recensioni OK è semplicemente un modo per aiutare i ristoratori e imprenditori nella ristorazione o chi ha un'attività locale a gestire un argomento importante come quello della reputazione online e delle recensioni. Argomento molto scottante soprattutto per i ristoratori. Lo facciamo nel concreto con uno strumento che abbiamo nominato GufoStop, e si tratta di un semplice tablet che noi forniamo ai ristoratori, che loro consegnano ai clienti al termine del pranzo o della cena. In questo tablet i clienti trovano alcune domande a cui possono rispondere, dove danno, diciamo, una valutazione sull'esperienza che hanno avuto nel ristorante. Questo consente al ristoratore di capire quali sono le aree di miglioramento, gli permette di diciamo, prevenire anche le recensioni negative su TripAdvisor, perché il nostro strumento crea un canale di comunicazione con il cliente che porta il cliente a non doversi scoprire personalmente. No? Un antidoto, diciamo così, abbiamo capito, a questo TripAdvisor, che è un po', diciamo, una minaccia costante per i ristoratori, che ovviamente, pur di non trovarsi una recensione negativa, devono trovare delle strategie. Questo è un modo per farlo. Invece Dario Franco, qual è la sua storia? Allora, Daki Network nasce circa 4 anni fa dall'idea di accompagnare gli imprenditori nel mercato digitale, nelle vendite online. Diciamo è una delle attività che i veneti sanno stare meglio, quella di servizi di accompagnamento all'impresa, certo, applicata però al digitale. Certo, è proprio, insomma, un pochino questa storia che poi accomuna anche un po' tutti quanti le persone che sono all'interno dell'azienda. Cerchiamo di mettere a disposizione le nostre competenze, quella che è stata la nostra esperienza pregressa, per accompagnare appunto l'impresa a fare le scelte giuste nel digitale, perché poi ci sono varie sfaccettature, varie possibilità che si possono sfruttare, alcune possono andare bene per una realtà, non bene per altre, e viceversa, e quindi bisogna un attimino accompagnare le aziende in questo percorso. Possiamo proprio dire che il fai da te nell'ambito dell'innovazione digitale anche delle imprese è un po' complicato, è meglio affidarsi a chi studia e fa questo di professione. Sicuramente nascono intorno al digitale tante nuove professioni. Io auguro alle vostre imprese appena nate, sostanzialmente una ha nemmeno 2 anni, l'altra 4 anni, e quindi avete ancora davanti tanta strada da fare, di crescere ovviamente nel futuro, però appunto per crescere servono anche competenze, e l'idea è importante. Poi però come sempre gli imprenditori cercano risultati. Perché questo tablet anti-recensione negativa diventa come una specie di alleato per questi ristoratori? Beh, diciamo che i ristoratori
ancora hanno difficoltà a gestire correttamente diciamo, le recensioni, chiaramente quelle negative, e li capisco benissimo perché trovarsi una recensione negativa relativa ad un'attività in cui loro mettono il cuore, tantissimi sforzi, investono il tempo e le proprie energie, dà veramente un enorme fastidio. Quindi noi cerchiamo di accompagnarli, avendo le competenze diciamo, digitali e tecnologiche su questo settore, cerchiamo di aiutarli su questo argomento. Ecco. Quindi il tablet è un modo molto semplice perché appunto non costringe loro ad installare alcun software, a dover imparare alcuna cosa che faccia perdere... Cioè alla fine come funziona? Alla fine della cena arriva qualcuno col tablet e mi chiede... Esatto, il cameriere diciamo che al momento quando ti porta il caffè, quando viene in questa fase finale, ti porta questo tablet in cui ti chiede una valutazione sull'esperienza, no? Quindi anche... E se io non voglio mettere nessuna valutazione, ma ho paura... posso dire no grazie, non è obbligatorio. Diciamo che finora i ristoratori che lo stanno usando non hanno mai avuto nessun cliente che abbia rifiutato la cosa, anzi i clienti lo vedono come una dimostrazione di interesse nei loro confronti, quindi di apertura del ristoratore. Infatti anche io ho avuto questa impressione, cioè chi si mette in gioco esatto. Vuol dire che ha già la volontà comunque di misurarsi con il cliente, di non... cioè di togliere quella personalizzazione che viene data di solito dalle recensioni in cui ci si nasconde a casa dietro un computerino esatto. E nel silenzio o nell'anonimato, così invece magari creare un dialogo con il ristoratore può aiutare entrambi ad essere più soddisfatti, il ristoratore magari si trattiene il cliente e il cliente magari la prossima volta mangia anche meglio, viene servito meglio, certo. Quello che è insomma. Certo, è importante la cosa che dice appunto di trattenere il cliente, quindi noi diciamo fidelizzarlo, perché una cosa che spesso è difficile fare da parte dei ristoratori è creare magari un canale di comunicazione sul medio-lungo termine. No? Quindi noi con Recensioni OK gli mettiamo a disposizione, oltre allo strumento appunto sfogatoio, chiamiamolo così, contro le recensioni negative, anche uno strumento che crea una connessione con il cliente perché otteniamo dati che il cliente offre spontaneamente come l'email, il telefono eccetera eccetera. Invece Ducky Network, perché questo nome intanto che è molto curioso? È una domanda che mi fanno molto spesso, in realtà nasce un po' per gioco come tante cose, no? Da un'iniziativa che facemmo ai nostri esordi dove distribuivamo delle papperelle di gomma chiedendo alle persone di fare delle foto, di pubblicarli nei social, era un modo un po' per coinvolgere le persone. Da lì abbiamo sfruttato insomma questa mascotte. Dovevate portarne una, esatto, doveva portare la mascotte oggi. Sì, insomma, è così è partita. È stata già finora un'avventura, devo dire anche molto interessante. È stata un po' una scommessa, come molti di noi fanno in quest'ambito qua. Devo dire che c'è Loro tra l'altro hanno sede nel Talent Garden di Padova, quindi operano in questi ambienti di co-working in cui anche è bello lavorare perché un po' ci si contamina, magari ci si mette direttamente in rete con altre giovani start-up o meno giovani o comunque idee innovative. Beh, veniamo a conoscere moltissime tecnologie semplicemente parlando tra di noi. Soluzioni come Recensioni OK noi le abbiamo conosciute appena nata perché Paolo è lì con noi e ci confrontiamo tutti con le varie cose di cui lavoriamo e sì, è molto stimolante, è molto utile perché... L'innovazione è come le ciliegie, no? Magari un'azienda inizia dal tablet e poi dice ma sai che c'è, mi metterei anche un'altra cosa e il suggerimento dell'amico start-upper può essere utile, quindi è molto bella questa cosa che in un settore così in cui è tutto un po' da scoprire e da costruire mette diciamo a supporto gli uni degli altri anche in un ambiente operativo comune, persone che hanno lo stesso obiettivo alla fine, cambiare un po' il volto alla nostra società. L'e-commerce senz'altro lo sta già facendo alla grandissima, però non sempre basta avere la pubblicità dei propri prodotti sul sito perché la cosa funzioni. Quali sono in realtà le cose che chiedono le aziende e quali sono le strategie per farlo funzionare veramente questo e-commerce? Allora, e poi un'altra domanda la aggiungo così rispondiamo completamente.
I negozianti, le piccole imprese ne hanno anche un po' paura, perché ovviamente temono che questo porti via lavoro anche a chi poi è in front office, nei banconi del negozio, del commerciante. Allora, diciamo, innanzitutto sicuramente sta cambiando il modo di proporre e di vendere i prodotti. Poi e-commerce non vuol dire semplicemente vendere, mettere in vendita il prodotto, ma può voler spesso dire anche presentarli, mostrarli e attirare della clientela che diversamente sarebbe difficile da raggiungere. Alcune attività che noi svolgiamo, per esempio, sono di avvicinamento del cliente al negozio. Spesso, no, specialmente il piccolo produttore magari ha paura dell'e-commerce anche perché teme che possa rovinare il rapporto che ha con il negoziante che propone il suo prodotto. Allora in quei casi cerchiamo di creare delle catene virtuose laddove attraverso il sito io conduco il cliente nel negozio. La cosa che io ritengo sempre fondamentale è quella di essere se stessi anche online. Cioè il digitale spesso tende a farci credere che tutto sia spersonalizzato, no? Anche i rapporti, no? Si dice che i social network stiano allontanando le persone, in realtà non è vero, quello che noi facciamo è cercare di fare esattamente l'opposto, è quello di avvicinare le persone, nel nostro caso dei prodotti, nel caso di Paolo ad un ristoratore, a qualcuno che offre un servizio. Quindi lo scopo è sempre quello di includere, di avvicinare, di trovare le strade virtuose per proporre la propria azienda. È anche diverso l'obiettivo che si può porre a un piccolo negozio, certo, da che la catena che magari appunto usa un sito in una maniera completamente diversa. Certo, certo, i casi sono sempre diversi ed è per questo che insisto sempre sul andarsi ad informare sulle tecnologie. Eventi come il Digital Meet, per esempio, servono proprio a questo, no? A far conoscere realtà, soluzioni, innovazioni che magari possono non essere applicate domani mattina dalla mia azienda, ma magari a tendere sì, no? E comunque sapere che cosa fanno gli altri, che possibilità ci sono, è fondamentale, insomma, per un imprenditore. Voi come avete conosciuto in realtà il Talent Garden? Beh, guarda, parto io sono uno storico del Talent Garden, sì? Perché ci sono entrato dall'inizio, 2011-2012, ma mi era arrivata, mi sembra, una mail o una condivisione su qualche gruppo Facebook che apriva questo coworking luogo, che alla fine, esatto, non erano così diffusi ancora al tempo. All'estero sicuramente sì, in Italia era forse uno dei primi. Sono andato a vedere cos'è questa cosa, io tra l'altro sono di Vicenza, quindi lo spostamento Vicenza-Padova lo faccio anche quotidianamente, e sono rimasto affascinato da questo luogo che è molto diverso rispetto all'ufficio tradizionale, no? Quindi molto più, diciamo, non è imbacchettato, non ci sono muri, certo, anche se a volte la mancanza dei muri diventa un problema. Sì, perché... Sa perché anch'io lavoro in un open space, ecco, come si dice? È un open space informale, quindi, ma questo stimola, appunto, come diceva Dario, la condivisione anche di idee, di concetti e cose, quindi favorisce anche, diciamo, la nascita di start-up, di idee, di progetti all'interno. Mentre per lei? Io sono arrivato al Talent Garden un po' più tardi, l'ho conosciuto proprio attraverso gli eventi del Digital Meet. Bene, vede, serve anche a questo, sì, insomma, sì, diciamo, sì, l'obiettivo è contaminare, quindi... Sì. Poi io sono arrivato al Talent Garden, prima avevo un ufficio molto comodo, molto ampio, dove ero solo, c'erano collaboratori in altre stanze. Passare ad un luogo come il Talent Garden, devo dire la verità, all'inizio mi faceva un pochino paura, perché non sapevo se sarei riuscito ad abituarmi. In realtà oggi mi dispiacerebbe moltissimo non andare al Talent Garden, perché, come dicevo prima, è un luogo di contaminazione utilissimo e è molto bello anche proprio da vivere. Poi con tutte le sue problematiche, come ogni posto, per carità, però cioè, è molto stimolante. È molto stimolante, sicuramente anche le vostre imprese dall'idea originaria sono cambiate un po', certo, no? Proprio grazie a questo luogo, immagino. Come? Ma diciamo che, ritornando appunto a quello che dicevo prima, la contaminazione con altre persone che vivono il nostro mondo digitale, no? Che spesso fuori non viene molto capito, cioè io se parlo con i miei amici, con i familiari, eccetera, di quello che faccio, non sempre riesco a far capire quello che faccio, no? E quindi scambiando idee e opinioni con altre persone all'interno dell'ufficio, eccetera, è uno stimolo anche per vedere altre modi di vedere, modi di pensare,
e quindi anche fare dei tentativi, dei cambiamenti sul progetto, e quindi questo è sicuramente d'aiuto. Sicuramente ci ha allargato, come dicevo prima, l'utilizzo di tecnologie che non dico che difficilmente avremmo conosciuto, perché probabilmente prima o poi le avremmo conosciute, ma sicuramente le abbiamo conosciute molto prima rispetto a quello che potrebbe essere stato un percorso tradizionale. Cioè ogni giorno, ma veramente ogni giorno, ci confrontiamo su una problematica, su una cosa nuova e ci porta a conoscere qualcosa di nuovo. Quindi sicuramente in questo è un acceleratore. Che dovrebbe essere forse più aperto ancora, diciamo, per essere più frequentato anche da chi va a caccia di qualcosa di nuovo per le proprie imprese. Sì, ma appunto torniamo sullo scopo del Digital Meet anche questo, no? Quindi parlare, conoscere, diffondere queste tecnologie. Ero l'altro giorno ad un evento a parlare con dei ragazzi, con degli universitari che si occupavano delle facoltà più disparate, quindi non facoltà strettamente tecniche, e vedevo una curiosità, una voglia di conoscere e vedevo una serie di domande anche che lasciavano trasparire anche una competenza che sta aumentando nel tempo. Cioè rispetto a qualche anno fa, quando facevi eventi dello stesso tipo, le domande erano meno specifiche. Oggi ti rendi conto che insomma, le persone stanno acquisendo sempre più consapevolezza di questi strumenti e il tutto insomma poi diventa in qualche modo dall'approccio cominciare a dire ma questa cosa non mi funziona, come posso migliorare questo aspetto, come posso migliorare quest'altro, e lì diciamo è il gioco dell'innovazione che chissà dove ci porterà, è anche quello che cambia continuamente. Io personalmente odio quando dicono che devono fare l'upgrade di qualche applicazione, però è vero che sono tutti elementi migliorativi che cambiano continuamente nel tempo. È un po' come si diceva che la formazione deve essere permanente ormai in quest'epoca, anche per le aziende, diciamo così, il cambiamento è sostanzialmente una linea continua che attraversa un po' tutta la vita dell'azienda, in questo momento forse più di tutti. Sì, cambia molto per l'azienda, cambia molto per le persone che lavorano nelle aziende. Indubbiamente la paura spesso c'è, come è stato sempre per le innovazioni, perché poi ognuno può temere per il futuro del suo lavoro, no? E uno può temere per il futuro della sua azienda. L'unico antidoto è conoscere le cose, non c'è una strada. Saperle usare, conoscere, sapere cosa sono. Sapersi riparare anche dei difetti che hanno. L'importante secondo me è togliersi dalla testa quella frase che abbiamo sempre fatto così, che soprattutto qua in Veneto si è sempre portata avanti da parecchi anni, e le cose continuano a cambiare talmente velocemente che io vedo per esempio il nostro settore, ma poi il digitale si ripercuote anche nella realtà quotidiana, quindi ci sono dei cambiamenti anno dopo anno sempre più rapidi, quindi è importante anche per le aziende tenersi aggiornate su quello che succede, sui cambiamenti che ci sono, e continuare a formarsi, quello è fondamentale. Ma io dico anche dare spazio e dare fiducia appunto anche a queste giovani imprese che si mettono un po' anche a disposizione di questo cambiamento epocale, non sempre sostenute così tanto, diciamo, anche da incentivi, che insomma è un po' dura anche per chi si mette a fare impresa digitale, penso, non è che ci sia un granché a disposizione. Sì, diciamo che il paese Italia è molto arretrato rispetto a Inghilterra, Francia, Stati Uniti, non ne parliamo. È difficile trovare investitori, è difficile trovare finanziamenti. Adesso per fortuna si sta prendendo piede il crowdfunding, l'equity crowdfunding, quindi è uno strumento magari un po' più facile per ottenere, diciamo, investimenti. Però c'è molto da fare da questo punto di vista sicuramente. Strategie da mettere in piedi, anche strategie di economia, di scala all'interno di queste piccole imprese che stanno crescendo ovviamente. No, probabilmente quello che manca è proprio quello, cioè un modo per foraggiare, diciamo, le idee e per dare spinta. Cioè negli Stati Uniti c'è un approccio che è totalmente diverso. Adesso
lei già da 4 anni ha avviato la sua Ducky Network, sì. Ne sente forse di più la mancanza di avere, diciamo così, qualcosa che accompagni questa impresa a diventare qualcosa di più strutturato? Allora, a parte la mia azienda, lo vedo quelli che sono i miei clienti, cioè i miei clienti potrebbero fare molte più cose, che hanno potenzialità importanti magari alle spalle, ma faticano, e lo vedo in alcuni miei partner. Io collaboro con alcune aziende che sviluppano delle piattaforme, ma la stessa recessione, ok, io penso che con una struttura degli investimenti da parte delle aziende diverso avrebbero molte più chance di crescere molto più rapidamente. Poi è verissimo che il denaro non sempre è la leva giusta. Ci sono anche casi di aziende che si sono bruciate molto rapidamente proprio perché avevano i soldi, quindi quella tranquillità li ha un po' fatti no, decadere, mentre noi dobbiamo stare molto più attenti al prodotto e al servizio, perché è quello che dobbiamo vendere giorno per giorno. Però, insomma, ripeto, ci sono alcune realtà che sono sicuro che in luoghi diversi avrebbero avuto uno sviluppo ben diverso. E poi c'è il tema appunto del fatto che in realtà le imprese digitali, le imprese nuove o le imprese che accompagnano il digitale sono anche tante, cioè la concorrenza esiste anche in questo mercato delle app, credo che anche questo sia difficile arrivare alle persone e far capire che cosa c'è sul mercato e come può essere utilizzato. Beh, certamente la concorrenza è tantissima. Quello che sta emergendo negli ultimi tempi è un po' una differenziazione tra chi è un pochino più strutturato e ha un pochino le basi più solide e chi è un po' più improvvisato. Il rischio è un pochino quello, ci sono molti specchietti per le lodre, bisogna stare un pochino attenti, perché poi si fa presto anche a promettere a un cliente risultati eclatanti, però insomma poi c'è chi gestisce le cose in maniera diversa. Misura anche la prestazione, no, certo, ovviamente. Certo. E la concorrenza arriva anche dall'estero, soprattutto nel caso delle app, dei no, io tool. sto pensando anche ai colossi del settore che sembrano inespugnabili. A volte può essere anche un vantaggio, perché se creo in Italia un'applicazione, un servizio, un sistema che prende piede in Italia, arriva magari il Google di turno, l'Amazon di turno che acquista la mia idea, eccetera. A volte invece può essere ancora più difficile. È un cane gatto che si morde la coda, nel senso che finché si comprano tutte le cose più nuove, ovviamente non crescerà mai un antidoto a questi grandi colossi, però è anche vero che diciamo, stiamo parlando di questioni utopiche anche. Ma sono aziende talmente enormi che sono capitalizzate, sono molto più capitalizzate ormai che le aziende, diciamo, manifatturiere o industriali che ci sono nel mondo, Apple, Google, Facebook. Assolutamente, sì, ormai hanno un potere enorme anche dal punto di vista appunto finanziario, tant'è che spesso non sanno nemmeno come gestire i grandissimi proventi che hanno dalle loro attività, e voi che magari avreste bisogno potrebbero investirle, per esempio. Dovremmo fare un bel appello. Potrebbero investirle, per esempio, gli diamo un paio di idee in queste due cose innovative. Mi piacerebbe anche capire, parliamo di start-up, diciamo, sono imprese certo. Proprio imprese come Cristo comanda, insomma, solo che magari sono proprio agli esordi e partono da concetti di innovazione. Come è cambiato in questo anno e mezzo per quanto riguarda Paolo e in questi 4 anni per quanto riguarda Dario? Come è cambiata la vostra struttura? Che tipo di evoluzione c'è stata? Beh, noi siamo partiti 1 anno e mezzo fa, eravamo in due persone. All'inizio questo progetto era, diciamo, una parte extra di quelle che erano le altre nostre attività. Abbiamo cercato di capire se la nostra idea aveva senso, quindi se era un'idea bella solo per noi o se aveva effettivamente un senso e produceva risultati per chi poi l'avrebbe usata. Quindi abbiamo iniziato semplicemente andando a bussare alle porte di ristoratori di Vicenza, di Padova, di queste zone qui, per capire se per loro era interessante usarla e costruirla, diciamo, insieme a loro. Quindi in questo anno e mezzo le cose sono cambiate, quasi ogni mese
quasi tutto perché dovevamo continuamente metterci in gioco e verificare cosa effettivamente aveva senso e cosa effettivamente no. Nel frattempo appunto abbiamo visto che i risultati che ottenevano i ristoratori erano molto interessanti, ma non si parla di cose fuffa o fumose, si parla effettivamente di fatturato, di soldi, quindi non sono numeri e basta. E da qui abbiamo appunto poi creato una società, una startup innovativa, sono entrati dei soci, adesso stiamo raccogliendo capitale per sviluppare ancora di più il nostro progetto, e non solo capitale, stiamo anche cercando dei partner commerciali, industriali che ci aiutino a espandere il servizio, perché tornando all'argomento di prima, per le start-up non sempre servono soldi che magari poi vengono dilapidati quando ce n'è troppi, è anche facile dilapidarli. A volte è importante che avere un partner commerciale che magari abbia già una struttura che ti può mettere a disposizione per crescere più rapidamente. Assolutamente. Abbiamo tanti esperti di marketing, ma diciamo poi alla fine quando si tratta di costruire progetti commerciali è difficile trovare qualcuno che collabora attivamente a questa cosa. Dario Franco, come è cambiata la sua società? Noi siamo cresciuti molto, devo dire, negli ultimi anni, perché siamo partiti in 3, ora siamo già in 7 persone. Perché abbiamo dovuto portare in azienda competenze specifiche, cioè hai la necessità di approfondire determinati ambiti, perché a differenza, come dicevo prima, di qualche anno fa dove le cose erano un pochino più semplici, ora i servizi che vengono dati anche dai grandi player, pensiamo ai servizi di Google, di Facebook e quant'altro, diventano sempre più specifici, sempre più scientifici anche nel loro utilizzo, e quindi hai bisogno di competenze forti. E come si gioca con questi big? Si gioca stando alle loro regole, che ci sia molto da dire. Si gioca capendo che cosa vogliono e dando insomma quello di cui loro hanno bisogno per fare crescere anche te. Sempre rispettando, come dicevo prima, un po' quello che sia come azienda, cioè noi insistiamo con i nostri clienti per presentarsi nelle piattaforme, nelle varie piattaforme, così come sono, non così come potrebbero o vorrebbero apparire. Un esempio che faccio spesso, no, è quello di se io voglio acquistare un litro di latte, ho varie scelte, posso andare in un grande ipermercato, posso andare in un negozietto di paese. Se vado in un negozietto di paese mi aspetto un certo tipo di esperienza e ci vado per dei motivi. Se vado in un grande ipermercato mi aspetto un'esperienza diversa. La cosa destabilizzante sarebbe entrare in un negozietto di paese e trovarmi di fronte a un ipermercato, no? È quello che bisogna evitare anche nel web. Se uno cerca di essere quello che è veramente, allora ha speranza di aver successo, altrimenti cose finte si scoprono molto rapidamente. Ma chi è che ha voglia di diventare anche un po' più innovativo e più anche di avere magari questa vetrina? Che tipo di aziende sono? Allora, per la verità, un po' tutti sono attirati da questo mondo. Come dicevo prima, molti ne sono un po' spaventati. Giustamente va affrontato nel modo giusto, per evitare di fare errori, insomma, o comunque di essere in grado di sbagliare e misurare lo sbaglio molto rapidamente. Quello è un po' il segreto per il successo. Tutti gli strumenti che ci sono fatti per essere anche misurati molto rapidamente, e questo va fatto per correggere il tiro quando si sta giocando questa partita, diciamo. Va bene, insomma, cosa pensate di questa rivoluzione del bancomat a voi? A voi piacerà moltissimo. No, dei pagamenti digitali che vengono incentivati, ovviamente, di far sparire un po' il denaro, è un po' fuori tema, ma è un argomento di cui parlano tutti in questi giorni. Io sono molto a favore di questi strumenti, anzi uso anche app tipo Satispay o cose di questo tipo, no? Per velocizzare le cose, anche perché odio avere contanti e cose, monete, e spesso è molto veloce, tipo a Milano la metropolitana non devi più neanche fare il biglietto, passi il bancomat e ci entri, quindi velocizzi molto le cose, hai meno impedimenti, quindi io sono favorevole. Poi io sono un utilizzatore finale, quindi per me fa solo che piacere, poi so che per gli esercenti magari le cose sono un po' diverse, quindi tra commissioni e cose varie
magari non la vedono di buon occhio, lì bisognerebbe che ci fossero le banche o gli istituti che aiutano, insomma. Indubbiamente. Sentiamo Dario Franco. La penso praticamente allo stesso modo, nel senso che è un servizio estremamente comodo e sta diventando anche molto comodo da parte dell'esercente, cioè a differenza di qualche anno fa dove ricevutine, adesso i micropagamenti, insomma non c'è neanche bisogno di star là a perdere tanto tempo. Il tema è quello che bisogna che dietro ci sia anche un accordo con le banche per tenere bassi ovviamente le commissioni, altrimenti cioè non si può spingere a spese degli esercenti. A voi non spaventa l'idea che tutta la vostra vita sia tracciata attraverso questi... Mi dispiace dare l'informazione, ma la nostra vita è completamente tracciata. ormai a questo siamo rassegnati. Ecco, io intanto ho sforato anche, mi dispiace, dobbiamo andare veloci in conclusione ai saluti. Grazie di essere stati con noi, in bocca al lupo per il vostro lavoro e noi ci vediamo domani con un'altra puntata. Arrivederci.